ritrovati su Telecapodistria per questo nuovo appuntamento di Paese che vai. E come ogni volta anche oggi vogliamo farvi scoprire una nuova piccola realtà del nostro Friuli Venezia Giulia. Vi porteremo a Farra di Sonzo, che si trova esattamente a metà strada fra Gorizia e Gradisca di Sonzo. Per raggiungerlo è semplice, se provenite dall'autostrada l'uscita consigliata è quella di Villesse. Seguite le indicazioni per Gradisca di Sonzo, passato il centro della cittadina proseguite diritti finché arriverete dopo pochi chilometri a Farra di Sonzo. Non mi rimane che augurarvi una buona visione. Sapete dove siamo oggi? Oggi siamo a Farra di Sonzo. Chissà quante volte magari ci siete passati vicino senza mai fermarvi per raggiungere Gorizia. Beh, un vero peccato, perché nel corso della trasmissione Paese che vai abbiamo proprio capito come anche le piccole località abbiano molto da dire, molto da raccontare, e questo è proprio il caso di Farra. Ma a proposito, vi siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra di Sonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio. Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923. Conserva affreschi del primo Novecento. Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. E se venite in località Colmello di Grotta vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana, proprio come dicevo a Colmello di Grotta, quindi in una delle località di Farra di Sonzo. Posso darvi ancora un'indicazione prima di entrare e di vedere cosa c'è all'interno? Posso dirvi, ad esempio, che è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18. Per i gruppi e per le scolaresche ovviamente è necessario prendere appuntamento, ma direi entriamo e vediamo un po' come è stata ricostruita la tipica casa contadina d'un tempo. Sì, all'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare, ma anche per altri utilizzi. Ecco, uno spazio importante, vero, di aggregazione, un momento di incontro, ma anche di lavoro, sia per gli uomini che per le donne. Certo, era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto, soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. Oltre a questi aspetti che ci hai illustrato, quali sono poi le altre sezioni che è possibile visitare all'interno del museo?
Beh, all'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina, oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. E altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa, come l'allevamento del bacco da seta. Ecco, quindi lavori che sono andati poi perdendosi nel corso degli anni, che però raccontano la nostra storia, vero? Sì, di cui noi cerchiamo di mantenere la testimonianza, questo soprattutto per i bambini, perché oramai questa civiltà non esiste più ed è difficile per loro capire anche di che cosa stiamo parlando. Come vedete, dunque, Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. E perché no, venire a sorseggiare un buon bicchiere di vino nelle tante private locali potrebbe essere anche un motivo per visitare questa cittadina così carina. Però la mia curiosità, Mario, è un'altra. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? Beh, in primo luogo dobbiamo fare una distinzione di quale terreno, perché certo. qui ci troviamo a Farra di Isonzo e a Farra di Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Ecco, quali sono le differenze allora di terreno? Allora, il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, di molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa, periodo eocenico cosiddetto. Addirittura? Sì, sì. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente è solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido, trasparente, che ci si legge attraverso, perché io lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza. Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Ho detto giusto, Luciano? Sì, giusto. Ok, vediamo allora quali sono le attività che svolgete. Ricordiamo tra l'altro che siete tutti dei volontari, quindi è proprio la passione che vi guida. Sì, siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori e dal pubblico che viene come
curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare. La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del sistema solare, che equivale a dire misurare la posizione di asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Avete anche voi individuato, vero, dei corpi fino allora non conosciuti? Il nostro record attualmente è 233 scoperte di nuovi asteroidi, che ci pone al secondo posto in Italia, purtroppo non il primo dopo 2 anni di attività. 2 anni fa eravamo i primi, è al 47° posto nel mondo. Ma c'è tempo per rifarsi. Certo, insomma, compresi gli osservatori professionistici, quindi per dei non professionisti come noi è un'enorme soddisfazione. Sicuramente. Diamo anche alcune indicazioni per chi magari ci ascolta e può essere interessato. Come raggiungervi? Per raggiungerci qui è abbastanza semplice, noi siamo praticamente tutti i giorni dell'anno, siamo qui durante la sera, qualche volta anche durante il giorno, e siamo a disposizione del pubblico il primo giovedì di ogni mese. Senz'altro c'è un sito web dove consultare i nostri appuntamenti, che è www.ccaf.it, e in più basta una telefonata, c'è una segreteria telefonica e ci si trova e ci si mette d'accordo per qualunque esigenza. Maurizio, abbiamo scoperto diversi aspetti storici del paese, abbiamo conosciuto anche una realtà aggregativa abbastanza consolidata, mi sembra di capire. Quello che mi interesserebbe invece sapere da te, che se posso chiamarti così, sei un po' il padre del paese ormai da tanti anni, vero? Ecco, mi piacerebbe scoprire la vita di ogni giorno, la quotidianità degli abitanti di Farra, come si svolge? Si svolge come si svolgono tutte le cose in ogni paese, in ogni contrada di questi nostri paesi friulani. Ecco, quello che è importante è che i giovani sono scelti dei punti loro di aggregazione. In questo caso sono le varie variegate associazioni che noi abbiamo. Tu hai parlato prima della scuola di musica, dei donatori di sangue, ma anche nel mondo dello sport, come per esempio della pesca sportiva. Ecco, vuol dire, ci sono dei poli forti di aggregazione. Abbiamo un gruppo vocale che canta e che onora la nostra comunità, come tutte queste associazioni. I giovani lì si sentono a casa perché creano il loro ambiente. Di solito le critiche che si fanno sono quelle del paese dormitorio, no? E questo non è un paese dormitorio, è un paese vivo che ha le proprie potenzialità, le proprie energie, le proprie capacità di aggregazione e anche di sperimentazione. Bruno, mi sembra di capire che la vivacità del paese, insomma, è legata ai donatori di sangue, vero? Accanto a questo gesto nobile comunque che voi fate, vi attivate anche per creare e realizzare delle manifestazioni che richiamano la gente in piazza. Sì, lo scopo principale di tutte le manifestazioni che noi svolgiamo è pubblicizzare il dono del sangue. Fra queste manifestazioni che noi organizziamo durante l'anno solare, ci sono diverse, ma di diversa importanza. La più importante, secondo noi, è una giornata insieme organizzata dal Comune con la collaborazione dei donatori di sangue, che coinvolge dalle persone anziane ai bambini a tutti i donatori. Un'altra iniziativa molto importante per noi è la giornata del donatore, in cui in quel giorno vengono consegnati a tutti i donatori benemeriti degli attestati, dei diplomi. In più c'è un convivio che ci aiuta a crescere e a stare insieme.
l'associazione per eccellenza di Farra è sicuramente l'associazione musicale e culturale di Farra di Isonzo, vero Bruno? Che se non sbaglio il prossimo anno compie i 30 anni e lei è uno dei fondatori tra l'altro di questa associazione. Il prossimo anno, nel 2005, compie 30 anni di attività. La scuola musicale, la scuola di musica di Farra di Isonzo è una emanazione dell'associazione musicale e culturale di Farra di Isonzo ed è frequentata per l'anno scolastico 2004-2005 da 162 alunni appartenenti a tutti i paesi limitrofi qui della provincia di Gorizia e anche della provincia di Udine e Trieste. Nella scuola di musica poi Bruno, vero, fa parte anche una piccola orchestra d'archi? Certo, da un paio di anni è stata istituita questa piccola orchestra d'archi formata dai studenti della nostra istituzione, della nostra scuola di musica, diretta dalla professoressa Annalisa Clemente. Nell'anno scolastico appena passato abbiamo sostenuto molti concerti nelle varie zone qui dell'Isontino. Abbiamo sostenuto anche dei concerti fuori della provincia di Gorizia, riportando sempre ovunque lusinghieri successi di pubblico e anche di critica. Ecco, a proposito di concerti, immagino che abbiate anche qualcosa in programma per il periodo natalizio. Certo, al mese di novembre e dicembre sono in programma dei concerti pubblici dei nostri docenti, dei nostri insegnanti, dei nostri studenti che sono diplomati con ottimi successi, con votazioni molto alte, e poi il tradizionale saggio natalizio che lo facciamo circa a metà dicembre, in cui partecipano quasi tutti gli alunni in varie formazioni, gli alunni della nostra scuola. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Anna, allora bambina, lo ricorda come amico del padre. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte. Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia. Negli anni invece non è andata persa una leggenda, quella più famosa, vero, che lega Farra al diavolo? Senz'altro. Il parroco di Farra, nel tempo passato, stava passeggiando nella sua campagna quando viene avvicinato da uno straniero, il quale gli rivolge la parola dicendo: com'è bella questa campagna, maturo il grano, matura la segala. Ebbene, io se voglio ho il potere con i miei cavalli di distruggere tutto. Il parroco seppe subito con chi aveva da fare e corre in casa, chiama il sacrestano e gli ordina di suonare le campane appena vede spuntare in cielo una nuvola nera. Il sacrestano obbedisce, intanto arrivano i nuvoloni dal Carso che si tramutano in grandine. In chiesa c'è il parroco con tutti i fedeli che pregano e, miracolo, i chicchi di grano vanno a finire tutti in un cantuccio. Così la campagna è rimasta salva e il diavolo sconfitto.
Beh, e non poteva certo mancare a Farra proprio il momento della ricetta, lo sapete ormai già, è il mio momento preferito. Daniele mi ha preparato gli gnocchi con le susine, che è una specialità tipica della zona, però Daniele sono talmente buoni che per me potrebbero essere mangiati indifferentemente, sia come primo che come dessert. Voi come siete abituati Noi invece? li serviamo come primo perché è un po' dolce e salato, quindi è una cosa un po' che piace alla Si presta ad entrambi. Dai, facci vedere un po' come si prepara. Ok, le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Quindi Daniele, questa è la preparazione degli gnocchi normali, indipendentemente poi da cosa ci metti dentro, Esatto, vero? sì. E come si suol dire, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo conosciuto persone simpaticissime, abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. E allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Linea ora a Monica e alla rubrica Feste e dintorni. Ciao! E in chiusura di Paese che vai affrontiamo insieme feste e dintorni, ciò che di enogastronomico, di culturale, di sportivo ci propone la nostra regione, le varie Proloco, le varie associazioni. È un mese incentrato su 2 prodotti tipici, una settimana soprattutto sulla zucca e sulla castagna, ma procediamo con ordine. Del 29 ottobre, il 5, il 12 e il 19 novembre la Proloco di Tricesimo organizza Friul Vif Teatro in Marilenghe, Friuli Vivo Teatro in madrelingua. Dal 29 al 2 novembre, 29 ottobre ovviamente, Rivignano in occasione della festa dei Santi si anima con bancarelle, mette in scena rappresentazioni teatrali per grandi e piccini. Il 30 ottobre di sabato quindi la Proloco Moggese di Moggio Udinese organizza una gara internazionale di skyroll ad inseguimento. La Proloco di Magnano in Riviera, in provincia di Udine, il 30 al 31, sabato e domenica, propone Sapori di Castagne, una festa tutta incentrata sulle castagne. Il 30 al 31, sempre sabato e domenica, stessa data quindi, ci spostiamo a Cordenonso, dove la Proloco, in provincia di Pordenone, ricordiamolo, organizza la festa delle zucche. Sarà di scena invece la festa dei morti ad Ampezzo, in provincia di Udine, organizzato dalla Proloco di Tinisa, domenica 31 di ottobre, con questa rievocazione del Capodanno celtico attraverso suggestivi percorsi notturni per la via della cittadina. La Proloco di Clauzetto, sempre in provincia di Pordenone, sempre per il 31, organizza il secondo concorso Intaglia una zucca, in occasione ovviamente della festa di Halloween. Stessa data al Borgosole, la Proloco Borgosole di Udine Ovest a Udine organizza la terza edizione di Fuchs, fuochi, uva, castagne e spiriti, tutto ciò che di meglio si può proporre in questo periodo dell'autunno, proposto nella suggestiva cornice del parco di via Valdarzino nella notte dei Santi, quindi della tradizione friulana. Ci rispostiamo in provincia di Pordenone, dove la Proloco di Aviano organizza la castagnata in piazza. L'ultimo giorno di ottobre viene dedicato alle caldarroste, anche con musica dal vivo e vino novello che si sposano bene insieme, come ben sappiamo. Gli amici di Strassoldo, la Proloco, amici di Strassoldo, a Cervignano del Friuli, organizza la festa di Halloween per il 31 ottobre, come anche la Proloco Buri di Buttrio, la festa della zucca, e come anche a Colloredo di Prato, Pasiani di Prato, Udine, sempre incentrato su Halloween con un incontro con i bambini di Colloredo. Stessa data, fino al 7 novembre, la Proloco di Sagrado in provincia di Gorizia organizza Luci e Colori del Carso, ex tempore di pittura rivolta agli alunni della scuola dell'obbligo, che si articolerà in 2 sezioni a seconda dell'età, vale a dire 6-11 anni e ragazzi 12-14 anni. Lunedì 1 novembre ancora una castagnata a San Paolo Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone e anche Chiusaforte ed Enemonzo. Per concludere, con giovedì 4 novembre la Proloco di Fogliano Re di Puglia in provincia di Gorizia propone la festa delle forze armate, una
grandiosa e storica cerimonia presso il Sacrario Militare di Re di Puglia, con visite guidate lungo i sentieri di pace con la mostra mercato dell'editoria della Grande Guerra. Ed è tutto, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica per segnalarci eventualmente feste che si organizzano nella vostra zona, nella vostra cittadina. L'indirizzo è info@paesekevai.fvg.it. E vi rimando al prossimo appuntamento di Paese che Vai. Grazie.